Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti ad una nuova live di Reni J. Buongiorno, salve a tutti. Sono le ore 11:42 di questo 11 novembre 2024. Oggi è 11/11/2024. Ok? Benvenuti a tutti. Oggi dobbiamo fare un unboxing di un pacco che ho ricevuto sabato scorso, è rimasto ancora imballato e qui ancora imballato, lo sballeremo insieme durante questa live, ok? È una live di Reni J, quindi tratterà di musica, parleremo di musica, di vinili, ovviamente qui dietro vedete in rappresentanza qualche vinile di uno dei due artisti che io ho acquistato. Salve Miki, salve Michele. Come vedi ho messo il logo Reni J in basso, ringraziamo sempre Michele per i loghi, ok? Che userò diciamo durante tutte le live e cercherò di metterli anche in tutti i video. Tra l'altro sto pubblicando diversi video che fanno parte tutti quanti di un podcast chiamato Piccadilly Soft, sono tutte le Piccadilly Soft, le cassette distribuite da Mixed by Harry e selezionate e mixate dagli abilissimi Leonardo G e Attilio Dance, ok? Negli anni 80 e 90 le Piccadilly Soft contengono grandissimi successi lenti stranieri degli anni 80 e 90, ok? Salve Willy, benvenuto, grazie di essere qui con noi. Già c'è anche Michele, quindi posso dire noi, ok? E quindi dobbiamo, cioè sto pubblicando queste Piccadilly Soft, anche se purtroppo adesso nella descrizione ce lo metterò il link perché non è possibile. Allora, già la 1 me l'ha eliminata YouTube e mi dice video non disponibile. Ho provato a rimandarla ma non c'è verso. La Piccadilly Soft numero 1 non me la pubblica più in nessun modo, cambiando il video. Ho fatto un video diverso, niente. Quello che a me interessava poi era la musica, no? della cassetta digitalizzata, niente, non c'è verso. Alcune delle altre, lo so, sono molto belle quelle cassette, lo so, mi arrivano un sacco di messaggi. Aspettate che zittiamo un po' il cellulare, se no qui diventa un macello. L'ho zittito. Ok, questo mo come si manna via? Ho fatto un macello sul cellulare. Non so, c'è sta. Non ne ho idea. Vabbè, lasciamo stare. E quindi niente, praticamente mi leva almeno un brano per ogni compilation per motivi di copyright. Quindi che succede? Succede, Willy è passato da YouTube a Facebook. Le Piccadilly Soft praticamente almeno un brano mi costringe ad tagliare il segmento. Che significa tagliare il segmento? Vuol dire tagliare proprio un pezzo di compilation, quello che contiene il brano incriminato, perché altrimenti mi blocca tutto il video, tutti e 60 minuti. Quindi diciamo YouTube secondo me è troppo restrittivo con i copyright, anche perché quei brani ci sono su YouTube. Quindi YouTube, salve Andrea, benvenuto Andrea, grazie di essere qui con noi. YouTube i diritti per quei brani già li ha pagati, perché io se pubblico una compilation che contiene certi determinati brani, ovviamente mi dice il video non può essere monetizzato per motivi di copyright. A me non interessa monetizzare, gli dico ok, va bene lo stesso, i soldi prenditeli tu, non mi interessa. E invece YouTube addirittura, allora, la maggior parte delle Piccadilly Soft contengono dei brani che sono bloccati in Russia e in Bielorussia, che quindi sia in Russia che in Bielorussia quei video che io ho pubblicato non li possono proprio vedere, ok? Ne basta pure uno solo che è in Russia, in Bielorussia. Siccome ogni Piccadilly Soft ce n'ha 5 o 6 di brani bloccati in Russia e Bielorussia, quindi io sono sicuro che in Russia e Bielorussia i miei video delle Piccadilly Soft non possono essere visti. Però in tutto il resto del mondo sì, ovviamente. Ricordo quando hai riprodotto le famose Charlie, grande Piccadilly. Allora la mia idea
era di fare diversi podcast e pubblicare. Ovviamente le Piccadilly normali le ho già messe, quelle da discoteca, non soft, stanno sotto un canale apposta che ho creato, si chiama Reni_J. Quel canale ci sono pubblicate tutte le Piccadilly, a partire dalla Piccadilly A alla Piccadilly seconda, che mi sembra che era l'ultima che è stata pubblicata, se non sbaglio. E quelle però sono da discoteca, quindi sono con musica dance commerciale, diciamo così, degli anni 80-90, così come le Charlie. Anche se c'erano anche le Charlie Soft, mi sono informato, esistono delle Charlie Soft, quindi bisogna poi che mi procuro qualche altra info e devo vedere se in giro, in digitale, si riesce a trovare qualcosa di Charlie Soft. Però erano pochissime. Invece le Piccadilly Soft sono parecchie. Oggi ho pubblicato la numero 8, ok? È vero che stanno avendo anche abbastanza successo perché diciamo alcune già in 2 o 3 giorni sono già state viste 400-500 volte, che per il mio canale, che faccio 30, 40, 50 visual per video, sono tantissime. E infatti ho fatto pure diversi nuovi iscritti, il che mi fa molto molto piacere, per carità. E quindi proprio per questo io volevo incrementare quest'idea del podcast, con tanta altra musica. Ho da pubblicare anche, qualche anno fa avevamo fatto delle compilation che si chiamavano le Golden Memory, le trovate ovviamente sul canale Mixcloud, e le volevo pubblicare anche qui su YouTube. Bisogna vedere però se YouTube mi passa con i copyright tutti i brani contenuti dentro le Golden Memory. Quelle erano le Frana Production, poi vi spiegherò bene cosa significa Frana, eccetera. Magari le introduco un po' quelle Golden Memory quando avrò finito di pubblicare le Piccadilly Soft. Quello che mi dispiace è che già la 1 la trovate solo su Mixcloud. Adesso lo scriverò tranquillamente diciamo, sulla descrizione di tutte quante, ci scriverò con la numero 1 per motivi di copyright. Tra l'altro a me non mi fa capire qual è il brano. Ci sono 6-7 brani nella Piccadilly Soft numero 1 che stanno in conflitto di copyright, però mi dice solo Bielorussia, Russia, Bielorussia, Russia. Non mi dice, normalmente, pure oggi, quando ho pubblicato la numero 8, c'era un brano che diceva bloccato in tutti i territori. Vuol dire che nessuno lo poteva vedere. Allora io quel brano lo devo per forza tagliare. Ce lo scrivo sotto la descrizione. Ho tagliato questo brano e allora a quel punto il video totale, che non è più 60 minuti ma diventano 57, 56, dipende quanto tempo durava il brano che io vado a tagliare, e a quel punto però è visibile. Almeno uno si sente, invece che un'ora, hanno una cinquantina di minuti. Ma quando dentro a una compilation cominciano di serie soft, esistono entrambi, Charlie e Piccadilly. Prova a fare un appello a qualche amante, può fornirti. Lo so, devo vedere, lo so, quindi vedremo quello che riesco a fare. Comunque 5 o 6 brani, se li devo tagliare tutti non conviene pubblicare la compilation, perché poi diventa una compilation di mezz'ora, non c'ha proprio significato, anche perché lì è la selezione dei brani che la fa da padrone. Cioè lì ci sono dei brani che sono state pietre miliari negli anni. Quindi se io comincio a togliere questo, a togliere quello, non c'ha proprio più significato pubblicare il video. Senza contare che, come ho già detto in un'altra live, a me per creare quel video della cassetta che gira, che è un video semplicissimo, il mio PC che è datato mi ci mette 3 ore per ogni video, dopo che io l'ho tutto impostato con le scritte e avete visto, cambio anche la cassetta. Quindi diciamo che mi ci dedico un po', sono dei video un po' così, senza nessun tipo di pretesa, se non quella di mantenere vivo il ricordo di queste compilation, ripeto, distribuite da Mixed by Harry e abilmente selezionate e mixate da Leonardo G e Attilio Dance. Attilio Dance attualmente su Facebook si chiama Attilio là, se lo volete andare a contattare. Ok? Detto questo, dobbiamo fare l'unboxing di questo pacco. Cosa conterrà questo pacco? Allora, introduciamo un po' questo pacco. Allora, andiamo a vedere che qui c'è scritto, ve lo faccio vedere, Universal Music, e mettimelo a fuoco.
Official Store, oh, ecco, Universal Music Group Official Store, vedete? Allora, questo pacco c'è da dire, guardate che ci sono degli aneddoti che uno racconta proprio così perché ti capitano durante qualsiasi attività che uno fa, ti capitano delle cose e allora può far piacere che uno le racconta, può far piacere ascoltarli. Allora io il contenuto di questo pacco l'ho acquistato sulla Universal Music Italia, sul sito originale della Universal Music Italia. Ovviamente mi viene molto comodo pagare con PayPal, anche perché PayPal ci mette a disposizione anche il paga in 3 rate, che così non ti togli i soldi tutti subito, interessi zero, tanta AIC tutta zero, quindi ti divide il prezzo che tu devi pagare PayPal in 3 rate. Io lo utilizzo spessissimo, mi trovo benissimo, quindi mi leva un terzo della somma ogni mese, quindi è quasi indolore e così posso fare degli acquisti. Quindi io ho comprato su Universal Music Italia il sito, il contenuto di questa scatola. Il PayPal però ho visto che andava alla destinazione discoteca laziale, ok? Quindi io sapevo perché ho comprato un sacco di altre cose su Universal Music Italia, ok? E quindi sapevo che il destinatario era poi la discoteca laziale che ha, diciamo, il magazzino della Universal lì a Via Giolitti, Via Mamiani, insomma fa angolo tra Via Mamiani e Via Giolitti e niente, quindi sapevo che il pagamento sarebbe andato a discoteca laziale e che i dischi sarebbero partiti dalla discoteca laziale. Però la discoteca laziale che ha fatto? Ha preso come corriere Amazon, perché Amazon adesso ha anche i corrieri. Quindi mi è arrivato un SMS addirittura, cioè un messaggio SMS, Short Message System, da Amazon con una password dicendomi che era in consegna un pacco. Effettivamente questo è uscito l'8, a me è arrivato il 9. Quindi era sabato 9, no, il 9 mi è arrivato. Vediamo un po', il 9 era sabato, sì. E quindi praticamente io ho acquistato su Universal Music, pagato a discoteca laziale e me l'ha consegnato Amazon. Pensate che storia, cioè veramente tutto da ridere. Comunque, andiamo adesso quindi ad aprire questo pacco, tra l'altro vedete è bello molto alto, sembra che ci sono diversi vinili, ma allora si fa così, ci dovrebbe essere l'apertura facilitata ma funziona una volta su 20. Proviamo da quest'altra parte, ecco, da quest'altra parte sì. Ok, allora stiamo facendo l'unboxing insieme, questa è proprio la fase clou. Olele, guardate, mazza che bello imballo. Beh, ma questi partono da discoteca laziale, vedete? Tra l'altro ti ringraziamo sinceramente per averci scelto. La tua passione per la musica è ciò che ci stimola a fare sempre di più. Condividi con noi la tua passione. Taggaci sui nostri social. Nostri di chi? The Universal Music. Boh, vedete? Queste sono scatole con questa scritta già fatta sopra. E ci sono Facebook, Instagram, TikTok. Vabbè, io TikTok l'ho pure mezzo abbandonato. Quindi poi è qui, guardate, guardate, questo è il pacco che già è grande, si apre ancora così, diventa lunghissimo sto coso, e qui ci sono i vinili. Ok, andiamo a vedere se sono quelli che io ho preso, perché non è mica detto. Allora, qui ci sono, mi sa, 2 doppi vinili. Ok? Allora andiamo a vedere. Allora, il primo guardate un po', Discover, questo è il primo, autografato da Zucchero. Discover 2, uscito 3 giorni fa, autografato da Zucchero. Questo è Discover 2, anche questo doppio vinile, disco 1 e disco 2, 1, 2, 3 al lato A, 1,
2 al lato B, 1, 2, 3, 4 al lato C, 1, 2 e 3 al lato D. Oh, ammazza, con Paul Young. Sailing, acquerello, With or Without You. No, guarda, questo è zucchero, sugar, fornaciari. Allora, di zucchero che cosa devo dire? Allora, iniziamo col dire che zucchero io lo seguo, mi sa, dalla fine degli anni 80, quando ancora prima di questo è Rispetto. Ah no, perché poi ha fatto Sugar Blues, quindi mi pare che questo è il primo album che ha fatto. Io non ci vado su Wikipedia a vedere, eccetera, però mi pare, guardate quanto è giovane qua. Questo fu il primo album che ha fatto Zucchero, poi dopo di questo fece Blues, poi fece Oro, Incenso e Birra, che tra l'altro ci dovrebbe essere pure qui, vedete? Qua. Oro, Incenso e Birra, questa è la ristampa, io ho anche l'originale dell'epoca, ma anche di Blues, solo che stanno in un posto dove sono complicati da prendere, non è facile gestire 6.000 vinili ragazzi, non è per niente facile, quindi quello che sono riuscito a prendere, ecco per esempio, guardate, sono da... Allora, questo adesso lo mettiamo qua, guardate, altro vinile, sempre autografato, quindi edizione limitata autografata, zucchero, sugar, fornaciari, questo è Doc in acustico e questo invece è Doc, la deluxe edition di zucchero, quindi diciamo che tra l'altro queste sono 1, 2, 3 vinili, vedete, questi sono 3 vinili e qua mi pare che sono altri 3, 1, 2, 3, sì, disc 1, disc 2 e disc 3, quindi questo è in acustico, sempre autografato, vedete che la firma poi nel tempo prende valore il vinile, poi vabbè, c'ho questo acquistato all'epoca, vabbè, questa è un'altra copia, perché quella è una copia che abbiamo visto ultimamente dentro un archiviamo insieme, insomma, un unboxing. Comunque, quella è un'altra copia, infatti l'ho numerata da poco. C'è anche un'altra che sta giù insieme a Blues e insieme a Oro, Incenso e Birra, quello che si apre Catefold, ma Oro, Incenso e Birra, l'originale degli anni 90 era stampato su una carta satinata quasi setata, sembrava una carta quasi di seta, quasi di una stoffa, era molto molto bella la carta della copertina di Oro, Incenso e Birra originale. Quello invece è una ristampa, la ristampa che è uscita per il 30° anniversario, ecco, nel 2019. Nel 2019 l'hanno rimasterizzato ed è uscito questo che è Oro, Incenso e Birra, un'altra ristampa. Questo nel 2024 a novembre, inizio novembre, Zucchero è uscito con il suo bellissimo doppio vinile che si chiama Discover 2 e poi c'è Discover, questo l'avevo preso pure questo all'epoca, molto molto bello anche questo, Discover, sempre autografato. No, veramente sono molto affezionato a questo artista perché diciamo negli anni anche lui ha continuato a produrre musica sempre migliore, sempre più bella, ma non solo, ma lui ha cantato con tutti i più grandi della musica internazionale, non italiana. Qui non stiamo parlando di musica italiana, infatti qui, come ho letto, qui addirittura Zucchero con Paul Young, per dirne una, però non è solo lui, cioè lui ha partecipato diciamo dei live, dei live con tutti i più grandi, adesso non mi vengono, però ha cantato con tantissimi cantanti importanti. Allora, poi andiamo avanti, c'è un altro, questa è la ristampa, eccolo qua, Lorenzo 1994. Questa è la ristampa in doppio vinile, l'originale mi ricordo che era un vinile solo, io questo ce l'ho su CD se non sbaglio, ma adesso è un po' un problema andarla a prendere, stanno lì dietro un sacco di CD. Lorenzo 1994,
Allora, Di Lorenzo, ovviamente voi sapete che io sono un fan da sempre, da quando lui fece Reggae 87, nel 1987, prima ancora di fare 1, 2, 3 Giovanotti in televisione, cioè proprio dal nascere. E io l'ho visto subito che nonostante lui facesse Gimme Five, alright, oppure tutta quella E qui la festa, tutte queste cose che in quel periodo era quello che voleva la gente, ok? Quindi era la musica giusta al momento giusto. 1, 2, 3 Giovanotti, la trasmissione che lui portò sulle reti Fininvest, ebbe un grandissimo successo proprio perché in quel momento storico, era quello di cui i ragazzi avevano bisogno. Ok, lui ha presentato Francesco Salvi, ha presentato, cioè, se non fosse stato per lui, diciamo per Claudio Cecchetto, Radio DJ ci stanno dietro. Vabbè, lui è uno dei tanti pure che ha contribuito all'enorme successo degli 883, ok? Quindi diciamo che adesso girano parecchio dei video con Max Pezzali che ancora non si chiamavano 883 e andava ad 1, 2, 3 Giovanotti con delle canzoni prima ancora di Hanno ucciso l'uomo ragno, e quindi diciamo che anche Max Pezzali deve qualcosa a Giovanotti, a Cecchetto e anche a se stesso ovviamente, perché poi se uno non ha le capacità per andare avanti non vai da nessuna parte, ti fermi, anche se provano a lanciarti. Se tu invece hai le capacità, ovviamente trovi qualcuno disposto a lanciarti e a quel punto è un dare e avere, quindi diciamo ne beneficiano tutte e due le parti. Comunque, diciamo che Giovanotti per me rimane un grandissimo anche artista, una grande persona, per quanto lui ha fatto tanti viaggi, c'è tanta gente che gli dà contro, io esprimo soltanto il mio giudizio. Io ho visto una persona partire da una musica senza neanche le parole, Gimme Five, una specie dell'Adriano Celentano quando parlava e non si capiva niente di quello che diceva, perché lui all'inizio cantava in una lingua inventata stesso da lui, poi piano piano ha cominciato a cantare in italiano, ma non solo, ma le sue canzoni hanno cominciato ad avere un contenuto. Serenata Rap per me è bellissimo, A te, per te, Gente della notte. Guardate soltanto, andiamo a leggere il contenuto di questo che è uscito nel 94, lui nell'87, 88, 89 aveva fatto sempre quella musica un po' così. Qui addirittura c'è Attaccami la spina, Serenata Rap, che per me è una cosa bellissima questo brano, penso positivo, non c'ha bisogno di presentazioni. Poi c'è I giovani, bellissimo pure I giovani, eppure Si va via. Poi c'è Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Poi c'è Voglio di più, io ti cercherò negli occhi delle. Poi Il ballerino e India. Poi sul disco 2 c'è Parola, Sole e Luna, Dammi spazio e Barabba Barabba. La gente gridava Barabba Barabba. Dobbiamo inventarci qualcosa, tutto attaccato, senza spazi. Quindi questa era bella pure questa. Il futuro del mondo, Mario e Viene sera. Comunque ce ne Piove, per esempio, pure bellissima come brano. Ma sono tutti belli i brani contenuti in questo album. Tra l'altro, guardate, sempre scritto a mano, io ho la copia numero 59 di 500, vedete? Edizione limitata numerata, numero 59 di 500, quindi un buon numero. Questo mi sa che non so se lo trovate più perché erano solo 500 copie. Io addirittura, avete visto, se non l'avete visto andatevelo a cercare, ho fatto sempre un unboxing di un altro pacco in cui c'era Lorenzo 1992, edizione speciale, sempre per l'anniversario, che è il 30° anniversario pure questo, in picture disc. Io mi sono innamorato di quel picture disc e l'ho pagato praticamente, non dico il doppio, ma quasi ci arriviamo di quello che costava quando uscì. Ok, però nel 92, 2 anni fa, era uscito pure quello tiratura limitata e numerata,
e quindi quelle copie erano, non ce n'erano altre e quindi chi se le è prese e le sta vendendo se le fa pagare un po' di più. Anzi, sono stato anche fortunato perché avevo visto dei prezzi allucinanti, quindi ci avevo quasi rinunciato. Poi invece sono stato, diciamo, cercando, facendo e dicendo, io sono riuscito a trovarlo non al doppio del prezzo, ma un po' meno del doppio del prezzo di quando era uscito. Di solito queste cose vanno a 3-4 volte il prezzo. Poi man mano che passano gli anni e che si trovano di meno, aumentano sempre di più di valore. Infatti anche queste, ho visto queste copie di Zucchero che sono edizione autografata, limitata e numerata, tra l'altro su dischi colorati, quindi chi più ne ha più ne metta. Queste diventano sempre più rare e sempre poi più richieste dalla gente che magari adesso non se l'è comprata, non lo sapeva, non lo so, perché ci possono essere tanti motivi. Io per esempio, ecco, Lorenzo 92 non avevo visto che era uscito. A proposito, mi voglio dare una dritta, è uscito, no, diciamo la prevendita, non è ancora uscito, esce a fine mese, un altro disco degli 883. Io guarda se non riesco, oh, ma come cacchio, guardate, io sti cellulari i butto, i definestro, niente, vabbè, poi dopo mi vedo come se leva sta. Ok, sono riuscito. Allora, vi volevo dire, un attimino solo che lo cerco. Allora, è uscito, grazie mille, la prevendita di Grazie mille su un vinile splatter giallo e nero, bellissimo, da come si vede nella foto, perché già sono uscite le foto, se andate su Amazon c'è, anzi, poi metterò il link pure qui sotto in descrizione, così ci andate direttamente tramite il mio link, ed è uscito Grazie mille, quindi mi sembra che non è mai uscita su vinile questa LP degli 883. Quindi grazie mille, vinile giallo splatter. Vi metterò il link qui sotto in descrizione del video per andarlo a prenotare su Amazon. Ok? Allora, diciamo che... Ah no, volevo farvi vedere, guardate, questo è un volume, ho comprato diversi anni fa, non ho idea neanche del valore di questo, chiamiamolo cofanetto, come vi pare. Questo è Lorenzo, vedete come è scritto Lorenzo, questo è Backup, nel 2012 uscì questo coso, c'è anche una pennetta USB con tutta la discografia di Giovanotti completa fino ovviamente al 2012 e qui dentro c'è un libro bellissimo, anzi lo andiamo a vedere velocemente insieme. Guardate, questo è Backup, ovviamente c'è pure la fascia con cui bisognerebbe metterla intorno. Allora, qui ci sono questo libro Backup, guardate, è pieno di immagini di Lorenzo, a parte che ecco, poi qua sì, io mi sono tenuto tutto, vedete, qua ci sta questo che stava scritto fuori, 25 anni di canzoni, ok, questo addirittura è il foglietto di Amazon, questo è il foglietto di Amazon, poi mi sono tenuto questo, qua ci stanno tutte le canzoni, cioè, ma veramente veramente una cosa enorme questo Backup. Allora, un attimino solo, 1987-2012, Lorenzo Giovanotti Cherubini, e qui non ve le faccio vedere tutte le pagine, ma sono una più bella dell'altra, guardate, e poi qui i CD sono messi così e sono una marea di CD, guardate, tutti i CD, guardate, uno più bello dell'altro, tutti i CD, e qua c'è la pennetta, bellissimo questo Backup. Ma non solo, non ci fermiamo qui,
perché Backup conteneva anche, mamma mia, conteneva anche questo, Gratitude di Lorenzo Giovanotti Cherubini. E questo è un libro, è proprio un libro scritto da lui e distribuito insieme a questo, vedete, è proprio un libro scritto da lui. Addirittura mi sono conservato pure questo, Lorenzo negli stadi, 2 CD, 2 DVD, book, perché io ci sono andato al concerto, Lorenzo negli stadi, quanto fu bello, allo Stadio Olimpico, ma veramente una cosa spettacolare. Grandioso Lorenzo, oramai sono passati in altri 12 anni da questo libro, che è veramente veramente una cosa spettacolare, veramente veramente bello. Quindi questo Backup è un altro cofanetto, un'altra pietra miliare nella storia della musica di Lorenzo Giovanotti Cherubini. E questo fu un album molto 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 importante, molto importante. Lorenzo 94 come Lorenzo 92 e come gli altri poi che sono venuti successivamente. Devo dire che è un grande artista Giovanotti Lorenzo. In Italia abbiamo degli artisti che hanno fatto la storia, dai, diciamoci la verità. Sì, a livello internazionale ce ne sono tanti, per carità, ci mancherebbe altro, però in Italia si sono dati da fare in tanti, 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 soprattutto negli anni 80, 90, primi anni 2000, bisogna ammetterlo, dai. Quando per avere successo dovevi essere veramente bravo, bravo, bravo con la B maiuscola, perché dovevi conquistare il pubblico che doveva andare a spendere dei soldi per comprare qualcosa di fisico. Io non ho niente, contro gli artisti moderni, però non mi puoi paragonare le visualizzazioni di Spotify o di YouTube con la vendita dei dischi di Michael Jackson e dire che un artista, perché ha avuto 1 miliardo di visualizzazioni, allora è meglio di Michael Jackson che ha venduto 100 milioni di dischi. Cioè non giochiamo, perché lì la gente ha dovuto investire dei soldi sul tuo disco e il tuo disco era soltanto tuo, mentre con Spotify fai l'abbonamento e te puoi sentire la musica di chiunque, magari c'è solo un brano di quell'artista e quello se lo sente perché sta dentro una playlist, viene ascoltato più volte, però io con l'abbonamento di Spotify pago l'abbonamento, però sento tanti cantanti, poi lascia stare che magari la tua canzone sta dentro una playlist e quindi ci capita. No, non può essere, secondo me la FIMI o chi per essi devono inventarsi un sistema diverso per assegnare dischi d'oro, dischi di platino, perché sennò qui non lo so, non c'è, allora non c'è più nessuna scritta, no. Secondo me bisogna inventare qualcosa di diverso, qualcosa che ci abbia un po' più senso delle visualizzazioni o degli ascolti su Spotify. Dai, non è possibile, perché qui c'era qualcosa di fisico venduto. Tra l'altro io mi sono comprato questo e mi sono comprato questo perché mi piace Zucchero, cioè me lo sono comprato qui cioè soltanto lui, cioè è lui che canta in questo disco. Non è che io comprandomi questo mi posso fare una compilation e dentro ci metto, che ne so, Spagna o Edoardo Bennato, Gianna Nannini, che ne so, e mi faccio no, questo è solo suo. Io comprandomi questo vinile ho comprato Zucchero, comprandomi questo ho comprato Giovanotti, qua è lui che canta, ok? Non è che, perché sennò allora all'epoca bisognava pure considerare tutte le varie compilation che uscivano e allora ogni brano dovevi sommare, no, cioè lì la compilation magari entrava in classifica perché magari era una bella compilation, che ne so, mi viene in mente DJ Parade volume 1, una bella compilation, vende tante copie, è la compilation in per se stessa che va in classifica, non i brani che ci stanno dentro. Quindi se uno c'ha sto Spotify, queste cose,
non va, perché tu comprando un abbonamento a Spotify non ti abboni a un solo cantante, ma a tutti. Non può essere, non va bene, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non mi torna, capito? C'è qualquadra che non cosa, direbbero. Quindi questa poi è una mia opinione, ci mancherebbe, sto così parlando durante questa live, ok? Anche perché adesso chiudiamo, vi ho fatto vedere quello che vi volevo far vedere, abbiamo aperto questo pacco che mi è arrivato sabato, così adesso posso andare a mettere tranquillamente a posto questi vinili, di cui sono adesso anche orgoglioso e felice possessore, perché ecco, io Giovanotti lo sento anche parecchio con i CD, io ho ancora i lettori CD sugli sterei, ho lo stereo qui di casa, che ho due, tra l'altro ho declassato un lettore DVD al lettore CD e l'ho messo vicino a uno stereo perché c'ha il display, c'ha i tasti play, pausa, avanti, dietro, e quindi però leggerebbe pure i DVD, solo che non c'è nessun display attaccato, quindi lo uso come lettore CD. E invece di qua c'è un lettore CD della Sony su quest'altro stereo molto molto bello, di quelli che erano professionali, perché addirittura se tu volevi registrare su cassetta un CD ti teneva conto della durata di tutti i brani che selezionavi, e quindi in automatico ti diceva guarda che se c'è una cassetta da 60, quindi 30 minuti per lato, stai a 29, non ti conviene metterci più niente, lascia così a 29, in modo che poi non vai oltre la lunghezza del nastro. Detto questo, che vi devo dire? Vi do appuntamento alla prossima live. Sempre prima, diciamo, menzioniamo i siti. Il mio sito principale è classe74.it, andatelo a vedere, magari c'è qualcosa che vi piace, o andate su Star Wars Store che sta passando adesso qui sopra. Vedete? starwarsstore.it. Lì è un sito dedicato alla galassia lontana lontana ed è un sito molto molto grande, uno dei più grandi che ho fatto. Oltre a questo c'è anche legolando.it dove troverete tanti prodotti Lego in vendita sempre su Amazon. C'è magliettevintage.it che qui sopra non compare. Magliettevintage.it è un sito interamente dedicato alle magliette, diciamo degli anni prettamente 70, 80, 90, però ci ho messo pure qualche anno indietro. Quindi andate a vedere perché è un sito anche quello molto completo, molto pieno di magliette, ci sono anche tanti gruppi. Grazie Michele che tu stai sempre con me, spero che ti tengo compagnia con questi aneddoti che racconto, con queste cose che faccio vedere. C'ho ancora tanto da far vedere, c'ho ancora da iniziare la mia storia, c'ho ancora da portare avanti un altro progetto che feci vedere 2 o 3 anni fa, che è rimasto abbandonato e adesso lo sto riprendendo. C'è tanta carne da mettere al fuoco, vedremo piano piano. Io oggi è lunedì e ho fatto già una prima live, vediamo domani, dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di un altro Japan Magazine, già ce l'ho in scaletta, quindi andiamo avanti tutti, quasi una live al giorno e un podcast al giorno. Vediamo di mantenere questo, così almeno cresce pure un po' il canale, perché ho visto che queste cose piacciono. Gli aneddoti degli anni 80-90 ce ne ho talmente tanti da raccontare, poi vedremo che ho un'idea, una mezza idea di fare una cosa un po' particolare, vedremo se mi riuscirà in futuro, durante questo mese che viene, è già cominciato questo novembre, diciamo, già oggi, non dico che stiamo a metà, oggi è 11, ma ci avviamo velocemente già alla metà del mese di novembre. Comunque vedremo durante questo mese di novembre ho diverse idee. Cercherò di portarle a termine. In ogni caso, domani al 90% faccio la live con Sfogliamo insieme un altro Japan Magazine. Contemporaneamente sto portando avanti anche di organizzarmi sul quando fare, magari le vorrei fare serali le live in cui racconterò la mia storia, la nostra storia degli anni 70, 80, 90. Vedremo, perché magari di sera c'è un po' più di affluenza, magari mi metto d'accordo con mia moglie che mi lascia il salone e quindi riusciremo a farle di sera. Vediamo un po', c'è da organizzarsi, non è facile, ok? Non so se ho menzionato renijstore.it dove trovate tutto quello che riguarda la musica,
E poi ultimo ma non meno importante è il mondo del vinile.it. Io sono molto affezionato ai vinili, li colleziono oramai da sempre, da che ho memoria si può dire, e quindi ho voluto dedicare un sito con il dominio proprio, che è il mondo del vinile.it, in cui troverete i vinili in vendita su Amazon. Alcuni non so, purtroppo non si trovano più perché lì c'erano anche tirature limitate, dischi autografati, picture disc, dischi colorati, quindi magari qualcuno non lo trovate più, lo devo aggiornare anche quello, ma le cose da fare sono talmente tante che non ci si fa poi a farle tutte. Vedremo in futuro, dai, ok? La live è durata circa un tre quarti d'ora, quindi una durata normale delle mie live, più o meno durano tra tre quarti d'ora e un'ora, quindi non mi resta che augurare a chi va a pranzo buon pranzo, perché a mezzogiorno e 23, mezzogiorno e mezza c'è già anche gente che già pranza. Io devo andare prima a prendere mia figlia alle 2 a scuola e poi verso le 2 e mezza così mangeremo, quindi io pranzo verso le 2 e mezza, quindi più tardi. Comunque c'è già chi da quest'ora in poi è ora di pranzo, fino a verso le 3 c'è gente che per motivi di turnazione eccetera pranza, tra mezzogiorno fino alle 3 c'è ancora gente che pranza. Quindi buon pranzo a chi va a pranzo, buon pomeriggio a tutti, grazie per chi guarderà questo video in differita, e vi ricordo sempre, se vi va, se non lo ritenete opportuno, mettete un like al video. Se avete qualcosa da dire scrivetelo nei commenti, e se vi fa piacere iscrivetevi anche al canale, che male non fa. Grazie mille da Reni J, è tutto qui da Roma, e vediamo la sigla. Reni J, vediamo la sigla finale, eccola qui, ok. Bisogna sempre cercarla, qui ovviamente regia, tutto fatto da me, cameraman, faccio tutto da solo. Quindi grazie di nuovo a tutti, grazie, buon lunedì 11 novembre 2024, ciao a tutti.